Domani, venerdì 6 settembre, Andrea Camilleri avrebbe compiuto 94 anni e le associazioni Strada degli Scrittori e Ferrovie Caos, con il patrocinio del comune di Porto Empedocle, domani venerdì hanno organizzato la manifestazione intitolata Tutti a Vigata per Andrea Camilleri, dalle ore 20 in poi al parco ferroviario di Porto Empedocle. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna Binari d'estate promossa dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. Tante saranno le testimonianze che arricchiranno l'evento. Ascoltiamo in proposito il presidente dell'Associazione Ferrovie Caos, Mauro Indelicato. Abbiamo voluto rendere omaggio assieme alla Fondazione FES, la Strada degli Scrittori e l'Associazione Mariterra al maestro Andrea Camilleri. Domani avrebbe compiuto 94 anni, è il primo compleanno senza l'ideatore del commissario Montalbano, per cui è sembrato doveroso nella sua Porta Empedocle rendere un omaggio e renderlo anche non solo dal punto di vista culturale ma per l'appunto ferroviario. Ci saranno 3 giorni importanti, 3 giorni contrassegnati da 3 eventi sia ferroviari che culturali. Inizieremo appunto domani, venerdì 6 settembre, con il treno dei Templi che partirà alle 19 da Agrigento Centrale e arriverà a Porto Empedocle Centrale. Poi lì ci sarà un'iniziativa culturale che faremo insieme agli amici della strada degli Scrittori, che abbiamo organizzato in questi giorni proprio per in qualche modo far ricordare alla comunità del primo compleanno di Camilleri dopo la sua scomparsa. Il 7 invece sarà la volta del concerto di Francesco Buzzurro, che sarà alle 21, sarà anche in questo caso, così come all'evento del 6, sarà gratuito ed è possibile raggiungerlo in treno. Anche qui ci sarà un treno per l'appunto alle 19 che partirà sempre da Agrigento Centrale, passerà per Agrigento Basso e arriverà poi quindi a Porto Empedocle Centrale. Infine, giorno 8, quindi domenica, avremo 2 treni storici, uno che parte da Palermo, uno che parte da Catania al mattino e arriveranno poi entrambi a Porto Empedocle. A Porto Empedocle questa volta succursale, quindi si potrà anche andare verso il centro della città di Camilleri, e anche in questo caso un tour che rievocherà la vita di Camilleri, le opere di Camilleri che tanto sono state influenzate sia dalla sua Porta Empedocle, dalla sua Vigata, che anche dalla ferrovia, per cui vi invitiamo tutti a partecipare a questi 3 eventi che saranno tra i primi a ricordare nel nostro territorio il maestro Andrea Camilleri.